Per questa puntata di Screenshot oggi parleremo del tema degli alpini, di cui già si è abbastanza abbondantemente chiacchierato in questi giorni, ma inevitabilmente è anche l'argomento principale. Alpini e donne, e soprattutto queste segnalazioni che sono arrivate, che mettono a repentaglio, secondo qualcuno, perché c'è anche una petizione, la Dunata degli Alpini di Udine. Ci sono anche altre contropetizioni, si rischia però ovviamente di infangare il buon nome delle penne nere, che insomma hanno sempre portato in alto il popolo italiano, insomma, per il loro valore dimostrato, soprattutto le penne nere friulane. Siamo con Cinzia Del Torre, che non sarà l'unica intervistata di questa puntata, avremo in compagnia altre 3 donne con noi, perché Cinzia Del Torre, che è consigliera, presenterà lunedì una mozione di sentimenti. Esattamente di che cosa si tratta? Buongiorno a tutti e a tutte. Sì, io ho predisposto, devo depositare una mozione di sentimenti per esprimere da un lato solidarietà e sostegno alle donne vittime di violenza e di molestie subite in questo caso dalla Dunata di Rimini, ma in ogni altra occasione. Ma dall'altra parte condanna e biasimo nei confronti di coloro che hanno agito molestie e violenza, ma dall'altra parte conferma della stima, dell'affetto rispetto al Corpo degli Alpini e all'Associazione Nazionale Alpiniana, le cui immagine non deve essere infangata dal comportamento di persone che evidentemente loro per prime non rispettano quelli che sono i valori portati avanti da sempre storicamente dagli alpini, dal Corpo degli Alpini e dall'ANA. D'altra parte però trovo estremamente positivo che finalmente fatti come quelli accaduti a Rimini, che non nascondiamocelo sono sempre accaduti, vengano denunciati mediaticamente, oltre che immagino prima o poi anche alla Procura della Repubblica, nel senso che mi aspetto e mi auguro che questa reazione generalizzata e generale delle donne a cui ha seguito una reazione mediatica possa far sì che non ricapiti più. Lei cosa ne pensa di questa petizione? Giusto farla? È giusto anche fare contropetizioni affinché non si cancellino nei prossimi 2 anni, tra cui la Dunata di Udine? Allora, io non credo che la Dunata debba essere messa in pericolo. Non penso che la soluzione sia questa, perché queste persone, così come si sono comportate, loro per prime danneggiano il cappello che indossano e non lo portano con la giusta dignità e col giusto rispetto. Quindi la Dunata non è e non deve essere un problema. Sarebbe sbagliato cedere invece a questi comportamenti, revocando, rinunciando alla Dunata, perché vorrebbe dire che chi si comporta così ha vinto e ha ragione. Invece no, ha torto, deve essere isolato, deve essere processato se ci saranno delle denunce, ma anche quando non ci fossero le denunce, diciamo, ufficiali, cioè alla Procura della Repubblica, non devono più accadere questi fatti. E quindi io mi aspetto che ci sia l'anno prossimo una Dunata, ma nel pieno rispetto di tutti coloro e tutte coloro che vorranno esserci, alpini e non alpini. Peraltro oggi ci sono anche le alpine, perché tolti diciamo, gli alpini di leva che c'erano un tempo, nell'esercito ci sono uomini e donne, quindi gli uomini e le donne del nostro esercito devono essere rispettati e avere diritto al rispetto che meritano. Si è perso un po' troppo i valori e sentimenti, quello che hanno trasmesso gli alpini, i nostri nonni, insomma, fino adesso, e magari si è rischiato di trasformare queste adunate in qualcos'altro, perché è troppo facile acquistare, come ha detto anche il presidente dell'ANA, un cappello e metterselo in testa e dopo sembrare un alpino. Sì, io credo che io sono figlia e nipote di alpini, quasi tutti gli uomini della mia famiglia lo sono o lo sono stati, e essere alpino vuol dire e voleva dire trasmettere dei valori, avere dei valori e trasmetterli. Anche se oggi non è detto che sia così, non è detto che sia così per tutti, e in ogni caso anche chi non l'ha acquistato ma ha ottenuto il cappello perché insomma ha fatto l'alpino di leva, non è detto che abbia per forza però anche interiorizzato quei valori, cioè magari ce l'ha legittimamente il cappello, ma non lo indossa con la giusta dignità. Senta, Del Torre, io leggo il comunicato che hanno spedito a uno di meno di Trieste, in cui parlano di patriarcato. È un sistema di oppressione che trascende la Dunata degli Alpini, la potenza con la quale le compagne di Rimini hanno denunciato il crimine persecutore vissuto nella loro città in questi giorni, è la stessa potenza con la quale da anni, da secoli tra parentesi, gridiamo che ci ammazzate di continuo. In Italia ci sono stati 38 femminicidi e ci stuprate di continuo, una famiglia per le strade, in famiglia nelle strade. Se ci sarà una Dunata degli Alpini nella nostra regione, dicono sempre in una di meno di Trieste, saremo come sempre dalla parte delle nostre sorelle a denunciare, a proteggerci. È forse cruento anche questo tipo di messaggio, si rischia di
fare magari anche di un'erba un fascio, però pone un altro anche tipo di problema, la questione di una società di tipo patriarcale, di un problema di cultura anche che si sta vivendo fin da piccoli. Allora, intanto io come prima cosa voglio dire che voglio ringraziare una di meno e tutte le associazioni di donne, ma anche di uomini in qualche caso, che combattono da anni per il contrasto alla violenza sulle donne e anche sui minori. E non una di meno è stata quell'associazione che ha fatto emergere a Rimini il problema. Per cui il fatto che oggi si dia visibilità a queste associazioni e a quello che fanno lo trovo estremamente importante. Certamente se fino ad ora questi comportamenti sono stati considerati normali e tutto sommato accettabili è perché la nostra cultura, l'ha detto anche il Presidente Fico, Presidente della Camera, che comunque nella sua veste ci rappresenta tutti, la cultura maschilista del nostro paese è ancora forte. Però io trovo importante, un importante segnale invece di un passo avanti il fatto che ci sia una reazione, ci sia stata questa volta una reazione. Quindi non una di meno ha avuto l'importante ruolo e ha l'importante ruolo di reagire. D'altro canto abbiamo un grave problema in Italia e non solo in Italia rispetto ai femminicidi. Allora la violenza sulle donne è un fenomeno da non sottovalutare, perché a volte da fatti di lieve entità si può assolutamente degenerare. Questo vuol dire che ci vuole la cultura del rispetto e non la controcultura della violenza e in qualche modo da accettare, da subire. Per cui non una di meno, qualcuno potrà non condividere quelle parole, ma lo spirito che c'è dietro quei comunicati lo trovo estremamente importante, perché sono volti a fare un passo avanti e a non accettare più la violenza sì patriarcale, maschilista, che comunque il nostro paese ha avuto e in parte ha ancora. Resta il fatto che ci sono 500 segnalazioni adesso, ma una sola denuncia, quindi è difficile anche far emergere questo tipo di molestie o violenze che ci sono. Più vergogna secondo lei, timore, che cosa succede? Allora, ci sono, intanto bisogna dire che giuridicamente per la violenza sessuale, 609 bis del codice penale, ci sono 6 mesi di tempo per fare denuncia. E perché il codice penale dà 6 mesi alle donne? Perché è un reato che crea molto disagio e molto spesso le donne hanno bisogno di tempo per pensare, per riflettere, per decidere di fare querela, e a volte non lo fanno lo stesso. E quindi sì, è normale, sono passati pochi giorni, è normale che le denunce siano poche. Poi c'è un'altra cosa da dire, io ricordo la adunata di Udine del 96, ero ancora minorenne ma insomma abbastanza grande da ricordarlo, e insomma questi fatti accadevano, non è che non sono accaduti, però la quantità di persone e la massa proprio accalcata di persone che c'era allora non c'era il Covid, quindi insomma il distanziamento non era un problema, rendeva anche difficile capire da chi materialmente venisse quella mano, mettiamo quell'aggressione. Può essere anche che anche oggi non tutte siano in grado di riconoscere l'aggressore, di riconoscere la persona fisica, ma sicuramente hanno riconosciuto la violenza, sicuramente hanno riconosciuto la molestia. Allora non è detto che tutte quelle segnalazioni si trasmutino in denunce, e non è detto che tutte le denunce arrivino a una condanna anche, però questo non riduce la gravità dei fatti. E ora ci troviamo con Lorenza Ioan, che è consigliera con la delega alle pari opportunità, anche capogruppo della Lega. Io le chiedo che cosa è successo secondo lei a Rimini, se sono fatti che sono già accaduti e solo adesso vengono fuori queste segnalazioni, un malcostume, oppure sono fatti isolati? Allora, io dico una cosa, senza entrare nel merito di e se cosa è stato fatto. Prima di tutto io dico alle donne che hanno denunciato che hanno fatto bene, sono state coraggiosissime, e invito tutte le donne che anche sospettano di essere state molestate o comunque infastidite da qualcosa di denunciare. La denuncia è importante. Poi certo è importante anche la verifica, perché qui si parla di fatti gravi e accuse gravi e infamanti. Quindi se da una parte il rispetto delle donne arriva prima di tutto, e comunque qualsiasi atteggiamento sessista è a tolleranza zero, e lo sarà anche proprio per quanto riguarda la città di Udine, perché si parla del 2003 proprio di un raduno degli alpini che noi aspettiamo sinceramente anche con orgoglio, ma anche con molta attenzione al rispetto proprio di questi principi non solo basici dell'etica che noi promuoviamo, ma anche legalmente appunto riconosciuti
tutti e protetti, quindi tolleranza zero per chi e se è stato commesso qualcosa, però d'altra parte anche presa di distanza per chi accusa così sparando un po' nel mucchio. Per lei questa petizione, insomma, è in parte giusta, in parte sbagliata per come è stata posta? No, la petizione per me è un'assurdità perché il corpo degli alpini non può e non deve essere infangato nella sua totalità. Giù le mani dagli alpini. Gli alpini non si toccano, gli alpini sono coloro che in prima linea dicono presente quando li chiamiamo nelle emergenze, quando c'è bisogno appunto di solidarietà e di aiuto pratico proprio nelle situazioni più difficili. Se ci saranno responsabilità da parte di qualcuno, quello naturalmente sarà da vedere e sarà giusto che questi singoli si prendano le responsabilità di quello che hanno fatto, se lo hanno fatto, ma il corpo degli alpini non deve essere oggetto di questa onta. Aspetti un secondo che noi andiamo in pubblicità e poi ci colleghiamo nuovamente, le chiederò anche quale tipo di proposta fare, insomma, per la dunata che ci sarà nel 2023. Andiamo in pubblicità. Si parla della dunata degli alpini, si è fatto un gran parlare in questi giorni, inevitabilmente è il tema della settimana con oltre 500 segnalazioni che ci sono state, ma è vero anche di una sola denuncia, almeno per ora, per quanto riguarda queste presunte molestie che ci sono state durante la dunata degli alpini, a tal punto che sono nate petizioni, ma anche contropetizioni che mettono a serio rischio il raduno di Udine nel 2023. Lorenza Ion con noi in compagnia per chiedergli innanzitutto se esiste anche, abbiamo letto anche prima nella prima parte un estratto di quanto dicono, denunciano, non una di meno, una cultura patriarcale in questo mondo, nell'Italia di oggi. Indubbiamente la cultura patriarcale c'è, è radicata in questo mondo, ma non solo in questo mondo, purtroppo anche nel nostro civilissimo paese l'Italia, e è da combattere in tutto e per tutto. Però questo non deve prescindere dal fatto che bisogna avere rispetto di tutte le persone, certamente delle donne in prima battuta, diciamo. Che tipo di proposta vorrebbe lanciare per la dunata degli alpini? Una proposta che secondo me il Corpo degli Alpini sarà contento appunto di accogliere. Io mi metto a disposizione proprio con i loro coordinamenti per organizzare in occasione del raduno del 2023 un bel cartellone per unire alla comunicazione celebrativa appunto che noi con orgoglio appunto sosterremo anche una altrettanto importante e forse proprio anche cardine di quello che noi vogliamo comunicare insieme a loro, un qualcosa che sensibilizzi contro la violenza di genere e contro la discriminazione della donna e contro la cultura patriarcale. Secondo lei si è un po' perso questo vero spirito degli alpini, storico, di tradizione, le adunate, magari si è sceso magari anche fin troppo con, qualcuno dice sono alpino ma in verità basta prendere un cappello in mano per fingersi tale e non avere lo spirito dentro, c'è un po' di qualcosa che non va e bisognerebbe restringere un po' di più. Allora, diciamo che secondo me il corpo degli alpini ha sempre lo stesso spirito, lo spirito appunto di mettersi a disposizione della propria comunità, lo spirito di orgoglio, di appartenenza. Certamente ci sono sempre, passatemi il termine, gli infiltrati, ma sarà nostra cura e anche loro cura magari avere un occhio di riguardo proprio alla luce anche di quanto è successo per evitare sempre di più e contrastare sempre di più quelli che vogliono infiltrarsi e essere alpini quando alpini non sono, ecco. Sara Rosso, Open FVG, consigliera comunale, innanzitutto le volevamo chiedere qual è il suo tipo di posizione, che idea si è fatta dei fatti di Rimini? Ma l'idea che mi sono fatta è che c'è, come sempre nel dibattito italiano, grandissima confusione. Si mischiano le azioni, la dunata, il diritto di fare e non farlo, le persone che hanno subito le molestie e si fa di tutta un'erba un fascio, mentre invece bisognerebbe mettere ordine. Un conto sono le azioni, un conto è la legittimità della parata, un conto sono i diritti delle persone lese. Giusta o sbagliata quella petizione che è stata fatta?
Non è questione secondo me se è giusto o sbagliata, io avrei preferito un altro tipo di petizione, nel senso che come sempre accade in Italia, ahimè, c'è un grande dibattito, però poi alla fin fine dal punto di vista pratico si fa ben poco. Avrei preferito 18.000 firme, se oggi mi pare questi fossero i dati, per una petizione per istituire il reato di catcalling, quindi per nel 2023, laddove ci fosse una parata a Udine, prevenire questo tipo di molestie e azioni ed eventualmente andare appunto a colpirle e a punirle adeguatamente. Giusto o sbagliato fare la dunata a Udine dopo questi fatti? Allora, secondo me appunto, come dicevo prima, non è questione di giusto o sbagliato, perché le azioni sono state illegittime, brutali, atroci. La parata è solo una parata, appunto. Io nel 2023 sarei molto contenta di partecipare alla parata, perché non sono mai stata a una parata e come spesso accade anche per i Pride, per andare appunto a commentare una parata, condannarla e quant'altro, bisogna partecipare, se non altro guardarla e vederla. Quindi io sono molto incuriosita per il 2023. Siamo in una società patriarcale, come dicono le donne di Non Una Di Meno. Oggi c'è stata la denuncia su Facebook e lo facciamo anche perché siamo in una società patriarcale, dicono. Assolutamente sì, purtroppo nel mondo domina il patriarcato, le azioni sono tante e le compagne tra l'altro di Non Una Di Meno sono state come per l'ennesima volta prontissime ad accogliere le persone e a sollecitare, radunare, adesso si parlava anche di una denuncia collettiva, quindi ottimo lavoro dal punto di vista dell'attivismo in prima battuta come sempre e soprattutto di fortissima condanna per i vari commenti che con superficialità liquidano queste azioni spregevoli con semplice vabbè sono ragazzi, sono azioni di persone un po' ubriache e quant'altro. No, sempre assolutamente forte condanna per le azioni. Sono cose che succedono spesso, sono già accadute secondo lei o sono cose estemporanee che sono successe a Rimini, adesso emergono fuori perché c'è meno vergogna a denunciare, a segnalare? Forse c'è meno vergogna, sicuramente sì, grazie appunto anche alle azioni intraprese da associazioni o movimenti come quelli di Non Una Di Meno, ma non solo. Il movimento femminista per esempio a Udine è molto forte e quindi tutte noi continuamente, e tutte e tutti, perché ci sono tanti anche uomini che lottano assieme a noi, dobbiamo continuare, questo è il segno appunto che stiamo facendo bene. Non credo che ci sia semplicemente più o meno molestie, credo che il numero sia sempre stato quello, forse finalmente siamo più pronte a riconoscere e chiamare queste azioni terribili e definirle come molestie con il loro nome. Ma non è che si è fatto di un'erba un fascio, cioè adesso si macchia il nome degli alpini magari quando ci sono tot persone che magari indossano il cappello degli alpino ma non intraprende i veri valori. Allora, secondo me no, non si fa dell'erba un fascio laddove, riprendendo l'inizio, si fa confusione. Le azioni possono essere condannate senza toccare la legittimità della parata, anche perché ricordo che anche il presidente dell'ANA, se non sbaglio, ha condannato lui stesso queste azioni prevedendo eventuali espulsioni laddove emergesse che i nominativi fanno effettivamente parte del movimento degli alpini, quindi in realtà anche il presidente dell'ANA è con noi. Maggiore sorveglianza a Udine, cosa chiedete a questo punto? Maggiore prevenzione, sempre più che sorveglianza. Torniamo al discorso banalissimo delle telecamere. Io festeggerò laddove invece di continuare ad aumentare con le telecamere, che come in questo caso non sono servite a nulla, bisogna prevenire. Quindi oltre magari una petizione per istituire il reato di catcalling, sarebbe sempre ora l'idea di istituire dei corsi di rispetto di genere come educazione civica in tutte le scuole per prevenire appunto queste situazioni incresciosi fin da piccole e migliorare il dibattito pubblico. Bene, allora io ringrazio Sara Rosso, come ringrazio anche Cinzia Del Toro e Lorenza Iona per aver partecipato alla trasmissione. Avevo sentito 3 voci di donne, insomma, anche di esponenti politiche anche diverse, insomma, ma che tutta alla fine denunciano e sono anche d'accordo su una cosa comune, cioè le segnalazioni vanno denunciate se ci sono state. Però insomma il valore degli alpini va preservato ed evitato che succedano altri fatti del genere. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione. Screenshot torna mercoledì prossimo come solita ora 19:45. Grazie, arrivederci. Okay. Bene.